Terza corsa, una categoria DC. Sono in 8, 1 Zoschetual Lorenzo Baldi, 2 Silverado Lux Vincenzo Piscoglio, 3 Astecca Dimar Davide Angeletti, 4 Zarbon del Sile Riccardo Pezzatini, 5 Speciales Andrea Vitaliano, 6 Zenotab Gianni Targhetta in seconda fila, 7 Dumbo, 8 Asnaur Derum. Buono lo schieramento. Rinuncia al lancio Zenotab, anche Astecca Dimar, parte piano, veloce, Zarbon del Sile prova a scavalcare Silverado Lux, non riesce a completare l'operazione Riccardo Pezzatini perché gli rientra Silverado. Poi vediamo Speciales in attesa degli eventi, rimane davanti Silverado Lux dopo un 14-1, vediamo Andrea Vitaliano che sposta in terza ruota Speciales, intanto serra sotto anche Zoschetual lungo la corda. Prova Speciales andare a chiedere strada a Silverado Lux, vediamo la scelta di Vincenzo Piscoglio, non si muove e quindi è sua intenzione lasciare sfilare il figlio di Ganymede che ora è al comando. Intanto a centrogruppo Dumbo si muove dalla corda, 600 in 43,6 con in vantaggio Speciales, Asnaur Derum precede Dumbo all'esterno e stanno avanzando i due, secondo la corda è sempre Silverado Lux davanti a Zoschetual e Zarbon del Sile, giro in 59,2, 15,6, adesso ha graduato Andrea Vitaliano con Speciales, ne approfitta Manuel Pistone, insulchi a Asnaur Derum che avanza al largo, si trascina sempre Dumbo, poi lungo la corda Silverado Lux, curva passata in 15,6, 15,2 scusate, 1,14,4 il chilometro con Asnaur Derum che sta passando su Speciales a più di 400 metri dalla conclusione, si lancia anche Dumbo, poi lascia la corda Silverado Lux, ultima curva con Asnaur Derum in vantaggio, però si ingamba Dumbo all'esterno, poi Speciales che cerca di riprendersi almeno per difendere la terza posizione, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Asnaur Derum attaccato all'interno da Dumbo, ci prova Dumbo ma Asnaur Derum ancora buoni argomenti, Dumbo ci prova ma Asnaur si difende con coraggio e sul palo vicinissimi due, mentre per il terzo è Silverado Lux, davvero difficile sbilanciarsi. Ultimo guizzo di Dumbo agli ultimi 10 metri. Vediamo se è stato sufficiente per battere l'ottimo avversario Asnaur Derum che ci ha provato con coraggio. Asnaur Derum probabilmente si è difeso. Asnaur Derum è riuscito a respingere l'ultimo attacco interno da parte di Dumbo. Rivediamo sul palo con grande coraggio il figlio di Leben RL, è riuscito a rimettere davanti una mezza testa al figlio di Wishing Stone, quindi Asnaur Derum viene a vincere la terza di Bologna davanti a Dumbo, mentre per il terzo è Silverado Lux.